E adesso torniamo a parlare di politica perché Michele Carpinetti, l'ex sindaco di Mira, lascia il Consiglio Comunale, lo lascia con una lettera aperta a tutti i cittadini, lo abbiamo anche annunciato dai titoli. Michele Carpinetti è proprio qui ospite di noi in diretta. Buonasera Carpinetti. Buonasera. Allora, abbiamo questa lettera datata a Mira oggi, la data di oggi, a tutti i concittadini e anche alle istituzioni e alle associazioni. Lei si rivolge con questa lettera aperta, perché questa decisione? Ma io ho dato le dimissioni per ragioni professionali di incompatibilità con la carica politica, ma diciamo che ho voluto ringraziare tutti i cittadini, le istituzioni, i colleghi amministratori che in questi anni mi hanno aiutato a svolgere un compito gravoso, perché fare l'amministratore locale è sicuramente difficile oggi in tempi di risorse carenti. Quindi le ragioni sono queste ed è ovvio che adesso c'è un presupposto, anche un lavoro che riprendo da sindacalista, e resterò nell'ambito del sociale e del lavoro come sempre ho svolto nella mia vita. Lei era considerato uno dei sindaci importanti del centro-sinistra, il suo sarà un addio alla politica o un arrivederci? No, io sono convinto che la politica si può fare in tanti modi, non solo con le cariche istituzionali. Può essere un arrivederci, anzi io continuo ad abitare a Mira ed impegnarmi appunto sui temi che sono quelli che servono alla città. Lei scrive anche in questa lettera: non basta essere anti qualcosa, una stoccata forse all'attuale sindaco Maniero. Da 0 a 10 un voto per il sindaco del suo paese. Ma diciamo che non ha raggiunto la sufficienza, perché oggi verifico che l'amministrazione è bloccata per ovvie ragioni, perché non hanno esperienza, non conoscono i problemi, ed è chiaro sì che non basta essere contro, bisogna avere anche delle competenze e portare dei contenuti, ed è quello che serve a Mira sui temi del lavoro, del sociale e delle tante crisi che ci sono ovviamente nel paese. Paradossalmente, proprio per il fatto che siamo cittadini inesperti e dotati della migliore buona volontà, siamo qui per imparare. Il mio avversario, competitore, ha senz'altro più esperienza di me e di tutti noi, e forse potrebbe essere anche un punto debole, nel senso che a volte è necessario un momento di rottura per arricchire l'esperienza conseguita con dei punti di vista diversi che oggettivamente possono migliorare, ottimizzare o anche provare strade diverse per la risoluzione di alcuni problemi che purtroppo negli anni permangono, non sempre ovvio per colpa delle amministrazioni locali, anzi. Però crediamo che un po' di ricambio amministrativo, forse anche si sconta la necessità di alleanze molto ampie, cioè una lista sostenuta da 6 gruppi, un candidato sostenuto da 6 gruppi può essere complesso, ecco. Benissimo. Un consiglio al suo sindaco per sbloccarsi e una cosa di cui ha bisogno Mira subito, secondo lei? Ma di ascoltare intanto, di vedere cosa è stato fatto prima di questa amministrazione, e quello che serve subito è un piano di emergenza per l'occupazione e per il mantenimento dei servizi sociali. Questo bisogna essere convinti di farlo in breve tempo. Grazie a Michele Carpinetti, in bocca al lupo per il suo nuovo lavoro. Continuiamo il nostro notiziario.